Come vedete il Brenta nella stretta di Bassano sta passando ancora in piena, sono tante le piene in questi giorni perché continua a piovere e continuerà anche nei prossimi, però sul ponte si passa. Per quale motivo? Perché è stata innalzata la soglia per la quale il ponte viene bloccato. È stata innalzata perché si è stabilito che, non essendoci in questo momento nell'alveo del fiume il cantiere, ma essendoci solo sopra, si può provare a non dividere in due la città di Bassano come è avvenuto negli scorsi giorni. C'è da dire che non appena verrà fatta qui sotto la nuovatura per queste due stilate che dovranno essere restaurate, quindi tra qualche settimana di nuovo la soglia sarà molto bassa, perché ovviamente va preservato non solo il ponte ma anche il cantiere e i lavoratori che ci stanno operando. Però per il momento tanta acqua ma ponte aperto. In realtà, stando così le cose, la misura voluta dal sindaco Elena Pavan è più di facciata che reale, perché non appena l'acqua scenderà nei prossimi giorni si inizierà a costruire la tura da destra Brenta, cosa prevista prima delle piene già a fine di questo mese. E pertanto il nuovo limite rimarrà per pochi giorni, superato dal nuovo cantiere in Brenta che durerà invece molti mesi. In attesa nel frattempo che si faccia anche chiarezza sulla pavimentazione del ponte, che la Giunta vuole in pesante pietra e che, secondo quanto dichiarato da tutte le opposizioni, sarebbe invece un cambiamento di natura strutturale non ammissibile dal progetto di restauro. Il sindaco Pavan garantisce però che, per quanto riguarda le future chiusure del ponte, pur venendo incontro ai residenti di Angarano, si continuerà a garantire la sicurezza dei pedoni del ponte stesso, il che significa che in caso di piena con il cantiere in alveo le restrizioni torneranno quelle precedenti.